Siamo con Maurizio dei Calandra e Calandra. Oggi è stato presentato un video di Siciliano Ti Posciano, una canzone in siciliano che avete registrato e avete pensato bene di fare un video. Oggi Alcamo ha visto il vostro video. Sì, diciamo siamo molto soddisfatti per quello che è accaduto oggi, perché abbiamo visto una grande partecipazione di gente, il video è piaciuto, anche noi eravamo emozionati assistere alla prima su uno schermo gigante, vedere un po' quello che abbiamo fatto, tutti i sacrifici, tutte le cose trascorse in quei momenti. Devo dire che è stato molto emozionante. Per un attimo, dico, una lacrimuccia è scesa leggermente, ma ci può stare perché, ripeto, mi sono emozionato tantissimo. Un buon lavoro, il brano sembra che sia piaciuto, quindi speriamo bene per il futuro. Curato nei minimi particolari, un palco che poi si è riempito per la gioia un po' di tutto il pubblico di bambini che vi hanno accompagnato in una canzone siciliana. Sì, questi bambini ormai ci seguono da diverso tempo, per noi è anche motivo di aggregazione, speriamo che da loro possa partire qualche altro musicista e in futuro possa portare avanti sempre la nostra lingua, le nostre tradizioni. E siamo con Giuseppe dei Calandra e Calandra, oggi un momento molto emozionante, ti abbiamo visto per un istante con gli occhi lucidi, specialmente quando è stato proiettato il backstage. Fortunatamente avevo gli occhiali comunque, Salvatore, per cui questo qua mi ha dato tantissimo. Una cosa che volevo ricordare invece, che mio fratello purtroppo ha dimenticato, era la partecipazione di Angelo Russo, che è del commissario Montalbano, che è stato sicuramente la ciliegina sulla torta di tutto questo grande lavoro che abbiamo fatto. Una grande fatica, ma poi una grande soddisfazione oggi, appunto il teatro pieno. Guarda, a mente serena stiamo cominciando a valutare tutto quello che è successo e posso dire che è stata una cosa bellissima, meravigliosa, emozionante, come tu hai ben detto. Alessandro Ferrara è un regista alcamese, questo ci fa molto piacere perché ha capito in fondo quello che erano le esigenze dei Calandra e Calandra. Sì, assolutamente, tanto il videoclip sicuramente è una scommessa vinta. Nel senso che appunto qualche mese fa, quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto, Maurizio e Giuseppe mi hanno presentato il loro brano, che mi è subito piaciuto fin dal primo ascolto, perché è un brano riuscitissimo e spero che piaccia anche a chi lo ascolterà. Il videoclip ovviamente è solo un supporto al brano che già funziona di sé. È stata una scommessa vinta perché appunto quando abbiamo cominciato così a ragionare a come farlo, insomma, alle prime idee che cominciavano a venirmi nella testa, a frullarmi, che mi ispiravano, insomma, un taglio così particolare come questo che poi abbiamo realizzato, sembrava quasi impossibile riuscire a farlo. Io infatti devo anche fare i complimenti a Maurizio e Giuseppe per la tenacia, la passione e il cuore che hanno messo per questa operazione, perché sicuramente io ci ho messo la mia, ma senza di loro, che erano, diciamo, abbastanza massacrati durante la lavorazione, probabilmente non saremmo riusciti a portare questo risultato che poi oggi abbiamo presentato e che è piaciuto a tutti per fortuna, e speriamo che piaccia anche alle altre piazze dove vorremmo cominciare a proporlo. Federica Ferrero oggi ha avuto l'incarico di presentare questa manifestazione che si presentava, dove si presentava questo video dei Calandra e Calandra. Assolutamente sì, sono stata l'unica straniera in terra siciliana oggi, trapiantata dal Veneto, ma diciamo che insomma frequento la Sicilia da un po', amo Alcamo, ormai diciamo che sono un'alcamese adottiva e amo in particolar modo i Calandra e Calandra. Ho seguito anche la produzione del videoclip, diciamo sono stato un po' un aiuto regista, quindi oggi sono stata molto contenta poi di presentare questa manifestazione. Quando ti barattia mi lascia stare in pace e te ne va di mia.